Amici bellini, riconnettiamoci facendo il punto della situazione, gli infortunati, c'è stata un amichevole del Napoli perché bisogna mettere minuti nelle gambe quelli là che stanno tornando e poi tutta una serie di altre cose che tocchiamo in un certo modo, quindi cominciamo. Nella serie di altre cose mi arriva in questo momento la notizia che Fabrizio Romano ha parlato del riscatto di Højlund, che secondo me è una cosa importantissima. Prima di cominciare io ringrazio tutti voi che siete veramente molto bellini, vi siete fiondati sul nuovo canale che è un work in progress, quindi lo vedrete svilupparsi in questi mesi per essere pronti poi per l'anno prossimo. Io ho 3 raccomandazioni per voi. La prima già la state facendo: calcio fluido, andare lì e lì parleremo delle partite che non riguardano il Napoli. Per esempio stasera ero in dubbio Milan-Como o Bodo-Glimt Inter, e lì vedremo se si gioca Bodo-Glimt perché ci sta il campo tutto storto, che la neve, poi sono passati con le ruspe e poi c'è un campo ondulato, quindi rischio infortuni, è una roba inaccettabile onestamente. Però scoprirete, toccheremo tutti gli argomenti post partita, quindi stasera verso le 11. La seconda raccomandazione è seguire sempre Andrea Marinozzi, che è diventato un mio punto di riferimento fisso. Oggi ha postato un video dove ha parlato della Champions, la Juve io l'ho coperta, I covered la sconfitta della Juve sull'altro canale, ma ha parlato anche dell'Atalanta che non ho potuto vedere e quindi io mi fido e vado lì a capire anche l'Atalanta. E la terza raccomandazione è Bordocam, che è molto superiore a OpenVAR anche per quanto riguarda gli episodi arbitrali. Fanno vedere delle cose che OpenVAR completamente ignora. Per esempio la situazione Wesley Gutierrez, loro la fanno vedere molto bene, fanno vedere dei labiali che non si possono immaginare. Quindi per quelli che hanno la possibilità in Italia di vedere Bordocam, fanno un lavoro secondo me straordinario. Per quelli che come me sono geolocalizzati da un'altra parte, canale Telegram in descrizione, vi posto il video integrale, perché non è possibile che poi la gente all'estero viene sempre considerata dei tifosi di Serie B. Non è proprio non lo accetto. E spostiamoci per vedere quelli che sono i giocatori che sono rimasti, quelli che stanno ritornando, perché la situazione è molto grave. Dopo che abbiamo saputo che Rrahmani alto grado la sua lesione e quindi si parla di almeno di un paio di mesi. Qualcuno sta parlando di Anghissà, no, non vi preoccupate, non ci preoccupiamo, però aspettiamo che lo rivediamo. Per ora lo vediamo girare per gli spogliatoi in abiti civili, come abbiamo visto anche McTominay, e abbiamo dei dubbi per quanto riguarda il recupero di McTominay, per quanto riguarda lo stato di forma di Spinazzola, che si è fermato forse in tempo, e poi abbiamo delle certezze, e cioè: e a Colombo non stai vedendo niente? Non vedi niente, ok? Il ritorno di Juan Jesus qui in difesa. Come vedete i difensori sono 3, non c'è altro da fare. Quello che si può fare è abbassare Olivera a fare il braccetto, e quindi poi un Juan Jesus che può giocare contemporaneamente, non contemporaneamente, insomma quasi indifferentemente in tutte le posizioni della difesa a 3. Buongiorno Beukema, perché Di Lorenzo l'abbiamo salutato, Marianucci lo abbiamo salutato, e quindi questa è la situazione. Io credo che con questo modulo stiamo bene, però devi cominciare anche a pensare alla possibilità di una difesa a 4. Così ne sfrutti, come fai? Comunque non tieni terzini, c'hai Mazzocchi eventualmente o Gutierrez che lo stai adattando un po' da tutte le parti. E insomma, questa è la situazione della difesa. Capiremo se effettivamente ci sarà un po' di alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic. In questo momento Savic penso che abbia ripreso la titolarità, e capiremo questo. A centrocampo, ecco, come vedete Alisson è un po' isolato lì, non significa che partirà da titolare, perché probabilmente Elmas si può rispostare. E occhio a Elmas, che gli piace assai segnare contro l'Atalanta, è proprio una cosa di istinto o di casualità. Quindi Lobo, Gilmour, McTominay se recupera, questa è la situazione a centrocampo. Le parole di Conte, che ci ha detto che Politano lo vede meglio sulla linea e non da trequartista, di conseguenza io lo metto qua, con Gutierrez che sta facendo un po' il jolly, te lo puoi giocare da questa parte se Spinazzola non sta bene, e poi abbiamo gli attaccanti, e cioè Vergara, Giovane, che ha segnato 4 gol nell'amichevole con il Portici. In gol sono andati Giovane 4, poi 1 Lukaku,
poi ne ha fatti 2 mi pare Oliveira e 1 Alison Santos. Quindi questa è la situazione, e poi in questi giorni faremo anche un approfondimento sull'Atalanta per capire come stanno, perché hanno 2 defezioni importanti, che sono quella di De Ketelare e di Raspadori. Hanno venduto Maldini e Lookman, e quindi si sta rivedendo un pochino anche Samardžić sotto punta insieme a Zalewski, l'alternanza di Hristovic con Scamacca in avanti, e poi sempre Suleman, perché a questo punto ci puntano, e questi sono le insidie in attacco dell'Atalanta. Andiamo a leggere quello che riportano su Fabrizio Romano. Il Napoli e Højlund vogliono andare avanti insieme, c'è un obbligo di riscatto in caso di Champions a 44 milioni di euro, gli azzurri hanno già versato in estate 6 milioni per il prestito, lo United fa già affidamento sul possibile riscatto e il calciatore non ha intenzione di tornare. Questa è una bellissima notizia. Al di là poi della Champions, secondo me si devono sedere e devono farlo a prescindere, anche perché aumenta poi l'età di Lukaku, anche se tu lo recuperi al 100%. Højlund è uno di quegli acquisti, perché se sugli altri abbiamo dei dubbi sul rendimento, a volte sono gatti vivi, a volte sono gatti morti, Højlund ha dimostrato una crescita tra l'altro esponenziale. Pare che da lunedì potrebbe tornare Kevin, non sarebbe male, anche una boccata d'aria di leadership anche da parte sua. Ovviamente ci vorrà il tempo che ci vorrà, è chiaro, però proprio Andrea Marinozzi, non vi faccio un nome a caso, proprio Andrea Marinozzi ha parlato dell'importanza e dei numeri proprio che ti stava portando De Bruyne a livello di imbucate, oltre ai gol e agli assist che stava facendo. Era proprio una soluzione tattica a cui tu hai dovuto rinunciare, proprio metterci una pietra sopra, niente. E quindi anche per pochi minuti, in qualche modo, verso aprile, fine inizio maggio, sarà veramente importantissimo anche lui. E poi sono uscite altre maglie della linea Dmin, giovane, le Kocak e Maionella, le patate patanelle, Aglie Højlund, eccetera eccetera. Una cosa sfiziosa, non mi fanno impazzire, trovo un po' cringe l'uso anche dell'artificiale intelligenza, però sono tutte le operazioni di marketing che possono anche avvicinarti ai più giovani, sono sempre ottime, benvenute, poi è questione di gusto, cioè a chi piacciono e a chi non piacciono, ma il problema non è mai lì è sempre buono. I problemi avvengono quando, oltre alle polemiche che riguardano le simulazioni, le accentuazioni, le scuse che a volte sono peggio, la famosa toppa peggio del buco, eccetera eccetera, altri episodi gravissimi, insomma, di acerbismo, con Vinicius Junior protagonista vittima della cosa, e non migliora, la situazione non migliora, anche l'intervista di Osimhen fa riemergere quella situazione là. Quindi vedi come ho legato TikTok, la linea admin, i giovani eccetera eccetera, la comunicazione dei giovani che alle volte va oltre le righe, non tutti la apprezzano, non tutti la condividono, e per qualcuno in certi casi può risultare offensivo. Ricordiamo, non è la cosa del coconut eccetera eccetera, è il gimme penalty che lo fece offendere, e quindi tutti poi danno fiato alla bocca anche quando non sanno nello specifico. Sembra quasi che sai, poco. Allora, di cosa si tratta, di che tipo di comunicazione è. E quindi male proprio, non vedo un miglioramento generale nella società moderna. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi rimando agli altri siti, agli altri canali per rimanere sempre aggiornati e parlare un po' di tutte le squadre, perché è una sfida mia personale. Riuscirò a mantenere continuità e a non perdermi nei meandri della vita di tutti i giorni? Chi lo sa, come dice De Laurentiis, chi vivrà vedrà. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.